Prima di iniziare voglio ringraziare Nino Barone, non solo per avermi dato l'opportunità di declamare questa sua poesia, ma anche perché è grazie a lui se a tutt'oggi sono entrata a far parte di questo mondo, il mondo della poesia. Ma tra le altre cose si sono aperte nuove realtà, nuovi orizzonti, nuove passioni che prima neanche immaginavo, come ad esempio quella del teatro. E poi grazie per i suoi consigli, infatti ogni qualvolta voglio sapere come si scrive una parola in lingua siciliana, lo disturbo sempre e lui è sempre disponibile. Grazie Nino. Allora, la poesia è per te, Rita. Rosa di Lumeiardino. Menci, lu fritto impera ancun stato, io mi nocico di lo tuo calore. E 100 voti dico, amori, non posso stare senza lo tociato. Compagna di la vita, maci, fiori, chi profumasti lume seminato, chi dasti un senso ad ogni passo dato, facendo meni pur lo dolore. Tu, sì, l'amore vero, occhio perfetto, l'unica rosa di Lumeiardino, chissà donato, danno mi risento. Menci lo fritto impera di continuo, io come un sole, un fuoco al tuo petto, e un fuoco cuore quando taglio vicino. Grazie. Buonasera e benvenuti alla presentazione dell'ultima fatica di Nino Barone, il volume di poesia intitolato Sciato, musica e parole, a cura della edizione Telefono, dal quale abbiamo già ascoltato dalla voce della poetessa trapanese Adele Catalano Rosa di Lumeiardino. L'autore sin da bambino manifesta una spiccata sensibilità poetica che ha coltivato e maturato negli anni. Dal 2005 ha partecipato a svariati concorsi anche fuori dalla Sicilia, ottenendo sovente apprezzabili risultati. Ha pubblicato nel 2006 una raccolta personale di poesia dialettale dal titolo Asciatuzza. Nel 2009 è invece coautore di un'antologia di corrispondenza in versi dal titolo Mi gioco penso, chi fazzo? Nel 2011 è coautore del volume storico Metallurgici e nello stesso anno, con il poeta Giuseppe Gerbino, porta alle stampe il volume Cenni di ortografia siciliana, linea Geva. Nel 2012 scrive L'etimo della festa, la processione dei misteri e il suo linguaggio. Mi ha il piacere stasera di avere con noi il presidente dell'Unione Maestranze Ignazio Bruno e Antonio Manerana, presidente regionale ANMIN. Mi dice Nino che c'è anche il vicepresidente dell'Unione Maestranze. E allora, iniziamo i lavori di presentazione del volume con l'affermato poeta castellammarese Giuseppe Gerbino. Ha all'attivo un volume di poesia in siciliano dal titolo Befradi Arbulu e Cenni di ortografia siciliana, realizzato con, come dicevamo poc'anzi, con Nino Barone. Buonasera a tutti. Bene, io non devo nascondere l'emozione perché non c'è. No, niente, chi mi conosce lo sa, io non mi preparo nulla, mi piace parlare così, a capello, anche perché quando si deve parlare di un amico penso che non ci sia bisogno di preparare discorsi, chissà come, basta sentire quello che
si sente, si trova. Nino, anche per me è stato il mio talent scout, sempre ammesso che io abbia il talento. E poi mi piace definirlo così perché se io non vado, la responsabilità è sua. Se vado, ok, niente. Era molto tempo che diceva a Nino: pubblica le tue nuove poesie. E lui: no, ancora non è ora, aspettiamo. Perché Nino ricerca la perfezione e ci riesce a trovare. Permettetemi, fatemi passare questa affermazione. Perché ero stanco, io, tra virgolette, con tutto il rispetto della sciagura e dei misteri, però Nino era etichettato come un poeta dei misteri. Ripeto, con tutto il rispetto. Nino non è più il poeta dei misteri, è stato anche il poeta dei misteri. Continuerà ad essere per quella settimana santa che proprio chi lo conosce sa, durante la settimana santa Nino non c'è, è tutto per i misteri. Però per quanto riguarda la poesia, penso che Nino abbia raggiunto un livello veramente elevato. Io ho scritto questa postfazione che in realtà lui mi ha dato l'onore di metterci postfazione, ma è stata un'esternazione di quello che io penso nei suoi confronti, e come uomo e come poeta, e l'ho messo per iscritto. Poi lui l'ha voluta inserire in questa sua pubblicazione e lo ringrazio per questo. Però la poesia siciliana penso che sia stata abbastanza bistrattata negli ultimi anni. Perché qualcuno non sarà d'accordo, per carità, io stesso mi metto fra quei poeti, tra virgolette, che magari avranno contribuito e contribuiranno ancora a non elevare la poesia siciliana a un certo livello. Però fin quando la poesia siciliana rimarrà Lucarretto, Uzzo Peppino, Alta, la Cianciana, Usurci e Lucani, penso che dovremmo accontentarci di accettare che la poesia siciliana sia di serie B. Mi dispiace dirlo, ma è così. Con questo non voglio dire che io sia, per carità. Ci sono molti poeti che hanno lavorato con qualcuno in sala, Maestro Lumia, per esempio, che è un prefatore, lo stesso Marco Scalabrino, Alberto Crescenti e tanti altri, Mimma Raspanti, ora Antonio Sindona, un sacco di poeti veramente che contribuiscono a portare, ad esprimere certi sentimenti che prima magari erano forse prerogativa solo di alcuni autori. E quindi questi poeti, Nino tra questi naturalmente, ha fatto in modo e fa ancora in modo di portare la poesia siciliana a non vergognarsi affatto di essere etichettata come poeta o poesia dialettale, perché diciamocelo chiaro, quando si dice quello è un poeta dialettale, sinceramente viene detto in una maniera quasi sleggiativa, no? Come se fosse un poeta, appunto, ripeto, di serie B. Non è così. Voi magari ora non condividerete le mie parole, però io non vedo l'ora, non vedevo l'ora che Nino pubblicasse questo libro, perché appena leggerete le sue poesie vi renderete conto che Peppe Gentino poi tanto pazzo non è. Un po' così. Però vi renderete conto che Nino è riuscito veramente a esprimere concetti di un certo livello usando quella forma tradizionale di poesia che molti magari dicono ormai è desueta e non ci sa più. Ok, va bene, ancora meglio, perché nonostante lui usi una forma che non si usa più, desueta, riesce ad esprimere sentimenti e concetti di livello veramente superiore. Ora io non mi voglio dilungare altro, non mi voglio dilungare ancora. Cosa aggiungere, Nino? Non è l'affetto, veramente, a parte che lavoriamo assieme per quanto riguarda la poesia, la lingua siciliana, anche grazie al lavoro dobbiamo ringraziare coloro che hanno posto le basi. Maestro Lumia, Marco Scalabrino, Alberto Crescenti, tutti coloro che hanno lavorato prima di noi e ci hanno dato la possibilità di continuare per quanto riguarda la lingua siciliana, per quanto riguarda la poesia.
Ebbene, ora forse invece l'emozione si va sentendo. Io vorrei concludere recitando una poesia di Nino, spero di farcela, perché c'è un'analogia fra, a parte che noi con Nino ogni volta che uno dei due scrive una poesia dobbiamo usare fa prendere il telefono. Peppe, mi può attendare? La stessa cosa faccio io, Nino, mi può attendare? Sì, chiamiamo fra di noi così per condividere questo momento di poesia. Io ho scritto una poesia tempo fa che si chiama Me frate Arbolo, che poi dà il nome alla mia pubblicazione. Lui ha scritto come scontro, c'è un'analogia fra le due cose. A me preferisce meglio, perché io quando vedo sugli interni, tu sei armadio, allora, come scontro. Pagina 49. Faccio spesso libro come scontro e ci va appunto, non so come succede, ci parlo senza affronto, mi ci sciolgo e pazienzoso ascolta il mio pensiero, ci conto di sta vita senza frene che mi ascolta sempre di continuo, di quando hai tutto calmo e veleno e mi ritiro in casa di motivo. Ci conto delle tante discussioni che vai facendo con la poca gente, di quando io ingiustizia e l'ossessione è chi da non poter fare niente. Ci conto della sofferenza umana, scolpita in faccia del piccolito, di quando a volte la fede si allontana, lasciando delle ruppe nei capelli. Ci conto poi di socco vogliurare e socco invece mi piacesse avere. Se la maniera di come campare è giusta, oppure c'è di smantettire. E io ascolta tutto, buono e dolce, una pazienza che non ha confine. Seppur sta in silenzio la sua voce, la sento che mi fa sentire vivo. E mentre mi ristoro a un certo punto mi voto dentro lato verso il mare e io mi realo da lui come risposta a tutto questo denaro. Bene, penso che ascoltando o leggendo questi versi penso di non aver esagerato affatto sul poeta e sull'uomo Nino Barone. Nino, lascio spazio a coloro, penso di non avere ancora l'emozione, mi sta prendendo non poco. Io concludo dicendo che veramente sono contento e fiero di essere qui a Nino, a prescindere da tutto. Le abbiamo ascoltate poco fa e sono il duo Rose Viola, composto da Giacomo Daniele Nienti alla spinetta, che ha seguito gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica Scontrino di Trapani, conseguendo il diploma in pianoforte. È affascinata dalla musica antica e ha al suo attivo numerosi concerti sia da solista che in ensemble, organizzati da vari enti pubblici e associazioni culturali e musicali. E Rosa Bertolino al flauto traverso ha seguito gli studi musicali conseguendo il diploma in flauto traverso. Attualmente sta approfondendo il repertorio per flauto traverso barocco, collaborando con diversi musicisti che si occupano di musica antica. Si esibisce sia da solista che in formazione da camera, con un repertorio che spazia dal Seicento ai giorni nostri. Il duo ha esordito con il Minuetto di Bach e adesso ci propongono Orur's Fest e Sky Boat Song.
Adesso ascoltiamo un'altra poesia di Nino Barone ed è proprio la poesia che dà il titolo al volume, Sciatu, musica, parole. Recita l'attrice impegnata in diverse rappresentazioni teatrali con la compagnia Crocevia 90, Maria Pia Bonfiglio. Forse un sogno vero un gran poeta, e scrivo solo per compiacimento, o solo per tanticchia c'era l'eta. Però vi giuro che ogni sentimento che metto in versi è un figlio partorito, che Dio mi dà sicuro suo sospiro. Io come un padre allora muto, e non cerco darnoci respiro. Ah, quanto amore verso sti miei figli, fatti di ciato, musica e parole, li vai crescendo come si suggigli, poi rugno la sostanza a quella voglia. Forse un sogno manco un bacio buono, ma uno tra le tanti che Dio fece. Non cerco infatti gloria, non cerco gioia, perché qui sogno già felice, perché quindi già mi mise in volo a diventando un'aquila reale, perché scrivo, canto e mi consolo. Chi mi importa poi alla fine quanto vale? E adesso Giuseppe Ingandia, giornalista pubblicista, cultore di poesia in lingua siciliana. Recentemente ha pubblicato il volume La stanza Grandi. Ha al suo attivo tantissime partecipazioni come componente di giuria a concorsi letterari ed è direttore responsabile del periodico Epoca Nostra. Giuseppe Ingandia ha curato la nota critica letteraria. Buonasera a tutti. Non sogno più Leonino che verseggiava vivolo e felice. Questo è l'incipit di questo libro e confesso che da questa lirica d'ouverture, di questa nuova silloge in lingua siciliana dell'amico poeta editore Nino Barone, quasi quasi mi portava fuori strada se non l'avessi riletta e doverosamente attenzionata con la filosofia giusta che merita. Semplicemente infatti oggi ci ritroviamo un Barone nel pieno della maturazione poetica, da non disgiungere da quella di uomo e padre di famiglia, dal verso altamente lirico e dalla parola forte o carezzevole alla bisogna, aspra o dolce al posto giusto, a compendio di un iter letterario arricchitosi, perfezionatosi e tipicizzato quasi fosse una veste artistica personalizzata ed appiccicata assolutamente nel suo modo di porgersi anche ai lettori e uditori meno attenti ai particolari che contraddistinguono un poeta da chiunque altro. Barone, deluso e amareggiato dai fatti di vita vissuta e dal rapportarsi con essi, che ha preso reale contezza misurandosi con le problematiche e le difficoltà incontrate nei meandri di una società che oggi più che mai pensa più a farsi male che a trovare e proporre spiragli di vivibilità che possano salvare l'uomo. Gli inglesi direbbero serendipity, in italiano serendipità, ed è questo un termine scarsamente usato, il cui significato è inteso come scoperta di qualcosa di non cercato e imprevedibile, mentre invece si è alla ricerca di ben altra cosa. Cerchi ad esempio l'ago in un pagliaio e trovi invece la figlia del calzolaio. Come dire che magari chi legge di primo acchito è portato a pensare in negativo, mentre la realtà stesa in versi successivi dà
dà spazio alla speranza, all'amore, a nuove prospettive, agli affetti più forti e personali che sono spesso salvezza e rifugio di ognuno di noi. Si passa infatti da un poeta come rassegnato che dice «na bambina sogno al vento» e che ha perso la speranza d'un mondo più quieto. Per leggere poi invece versi, per tutto esiste un filo di speranza. C'è ancora il poeta quando si smarrisce e cerca riparo nel falaretto materno. Un tempo si diceva con fatale piglio, tinto umore, per Barone, lo vero male lo senti che arresta, ma nel contempo si possono trovare concrete risposte ai nostri struggimenti grazie magari alla semplice e suggestiva visione di un nostro tramonto tutto trapanese nella sua assoluta tipicità. Barone si interroga per capire modo proprio a quali mastri terreni è giusto affidarsi, a quali indirizzi esistenziali accostarsi. Cerca quelle sorgenti di vita che possano spruzzare acqua pura, crede nei valori che contano e tra essi nell'amicizia, ma stenta oggi più che mai a riconoscere gli amici veri. Ogni verso di Barone esprime sentimenti ispirati da Dio, come lo stesso sostiene, coltivati fin dal concepimento, dandogli il respiro, o meglio, fiato, con il quale la musicalità si integra simbioticamente, perché esso stesso è ritmo e musica. Ma tutto non approderebbe al suo felice epilogo, altamente espressivo, senza la magia della parola, che sola può consentire al vero poeta di spiccare un volo da aquila reale, piuttosto che da comune passerotto, cip, per essere più beatici, poi tuccio, poi teungolo, poi ticchio. Ed è una parola che rasserena, una parola dai versi pacati, semplici, mirati, che riflettono e fanno riflettere nelle pieghe del tempo, dei ricordi, degli affetti, della gioia e del dolore. La poesia deve essere necessariamente una sorta di patto di alleanza poeta-lettore, fondata sul principio di fratellanza, di amore, di pace, di giustizia, di solidarietà. La poesia tanto più ci ricorda questo patto, tanto è più alta. Giuseppe Ungaretti invitava a meditare sui doveri dei poeti, definiti delle sentinelle che vigilano sulla lingua. E Barone è un poeta che vola alto per dare senso alla vita con quelle parole che hanno senso davvero solamente quando anima e sentimenti veri si fondono in tutt'uno. Un poeta che non vuole nascondersi nel poco civile minefutto, che alla fine, dando un'impronta più che mai rimarchevole in questa silloge agli affetti dell'alveo familiare, si rende conto che a nulla vale angustiarsi per le strutture, per le storture rilevate nel quotidiano vivere e confrontarsi con gli altri. Ebbene invece che ci rendiamo conto come lo paradiso possiamo conquistarcelo dove già affonda le sue più nobili radici, ovvero sia tra i nostri cari e con tutto ciò che ci gira attorno, pregno di calore umano autentico, di massima trasparenza, dando quell'esempio inconfondibile che da solo può tramandare, dopo questa vita terrena, un solco d'onestà che duna e scoti. Prima di continuare la presentazione del libro di Nino Barone, vogliamo stasera
consapevolizzare un nobile impegno dell'Associazione Bratimo, che si occupa di sostenere con diverse modalità i soggetti affetti dal morbo di Parkinson. Per i dettagli dell'iniziativa passo la parola al Presidente Giuseppe Anselmo, che ci illustrerà meglio le finalità dell'Associazione. Grazie a tutti voi, soprattutto a Nino Barone che mi dà la possibilità di parlare delle sofferenze dell'uomo. E la poesia è anche la sofferenza, perché scaturisce dall'animo e viene da un travaglio interiore non indifferente, e quindi ritengo che a questo punto possa dire quello che ci preme. Parkinson, la malattia che sta conquistando sempre di più spazio, e questo spazio viene a essere circoscritto nell'ambito familiare. Purtroppo gli ammalati di Parkinson si chiudono in se stessi. Ecco perché c'è un'associazione che faccia dare voce agli ammalati di Parkinson e dare la possibilità di ritrovarci assieme con una parola, con un senso, con un affetto, con tutto quello che c'è. Le istituzioni sono quelle che sono, e quindi si può fare ben poco, perché tutti conosciamo la situazione economica in cui si versa il nostro Stato. Scusate un attimo. L'associazione è nata ufficialmente il 30 di novembre del 2012 e si è stata costituita con alto pubblico, perché vogliamo dare grande valore a quelle che sono le regole da rispettare. Io, quando mi è stato detto che avevo questa malattia, ho cercato attraverso amici e tutti di capire che cosa ci fosse qui in loco in questa zona del Trapanese, e ho visto che non c'era nulla, c'era una tavola rasa, e allora ho pensato di andare su un'associazione, e non è facile, perché i problemi sono tanti che investono, perché investono la persona, l'intimo e la privacy, diciamo, in senso generale. E abbiamo iniziato a divulgare questa necessità. Questa necessità è stata, come detto, attuata il 30 novembre con questa costituzione dell'associazione. L'associazione ha già tenuto delle conferenze. La prima conferenza è stata tenuta presso l'Ordine dei Medici di Trapani, che ci è sembrato che fosse quella la sede più adatta per tutto questo. La seconda conferenza è stata tenuta presso l'associazione Hauser. Adesso, stasera, gentilmente, il poeta Nino Barone ci dà voce in questa sua presentazione del libro, che io non conoscevo questo mondo, che stasera sto tanto apprezzando. Sentitemi, credetemi, veramente sono rimasto veramente con l'animo un po' sollevato, ecco, da queste belle poesie. E quindi faccio complimenti a tutti voi che continuate a perseverare in questa situazione di portare avanti la parola, o meglio, la lingua siciliana. In sintesi, quello che devo dire è questo qua. Vogliamo creare a Trapani uno sportello Parkinson, uno sportello in cui si sia un ambulatorio pronto a dare informazione e concreta assistenza ai portatori della malattia di Parkinson e delle loro famiglie, cioè un centro dove il malato e la famiglia possono rivolgersi per ottenere la globalità dell'assistenza, trattandosi di un ambulatorio specialistico plurifunzionale di consulenza, visita e terapia. È un piccolo ingresso per aprire la porta del percorso terapeutico globale curato da un pool di medici e operatori sanitari specializzati nei vari aspetti delle patologie di Parkinson. Come sostenere la famiglia parkinsiana
parkinsoniana non esiste la malattia di Parkinson, ma esistono gli ammalati parkinsoniani. Perché questo? Perché ogni ammalato porta dei sintomi, delle situazioni diverse l'uno dall'altro. Chi ha il movimento, il stupido della rigidità, della parola, della deglutizione e così via. E allora infatti il dosaggio del cocktail farmacologico va preparato e servito differentemente per ciascun paziente. In definitiva, lo sportello di Parkinson dovrà offrire un progetto terapeutico globale per ogni soggetto parkinsoniano. Noi ci vogliamo anche esporre all'opinione pubblica. Sabato prossimo, il 27 di questo mese, con 2 gazebo saremo alla villa comunale per raccogliere firme per adesione, perché c'è una carta mondiale della malattia di Parkinson, dove sono punti essenziali perché gli ammalati vengano operati. Sarà presentata questa carta all'opinione pubblica e chi vorrà sottoscriverla e che devo dire, cerchiamo di adesione ovviamente. Già ne abbiamo circa 25 soci, un'altra decina stanno per essere ammessi e quindi questa manifestazione dove alle 17 ci sarà la presenza anche del medico, dello specialista, dove ognuno può chiedere e informarsi sulla malattia. Grazie. Ringraziamo Giuseppe Alzerbo per averci questo impegno di questa associazione nei confronti dei malati del morbo di Parkinson. Adesso ancora il duo Rose Viola ci faranno ascoltare un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, l'Apres Ove di Morricone, e a seguire il Bidi Ovus Ligo.
affermato e studioso della lingua siciliana. Ha all'attivo diverse pubblicazioni di poesie e di recente ha pubblicato un romanzo in lingua siciliana intitolato Cancaru. E tra le sue pubblicazioni più prestigiose si annovera una grammatica siciliana. Nel volume ha curato la prefazione. Va bene, si sono dette tante cose di vita mia, ha fatto questo, ha fatto quello. Io spero solamente che non si dica domani o stasera che Vito Mia è anche un critico d'arte, perché sarebbe una grande bugia. Non è vero. Mi sono trovato a fare la prefazione al poeta Nino Barone perché me l'ha richiesta e non ho saputo dire di no. Io ho fatto un lavoro da poeta a poeta, non da critico. E siccome so che le parole sono pesanti, pesano come macigni, non voglio improvvisare niente questa sera. Già ho parlato troppo, vado solamente a leggere quel poco che sono riuscito, che è uscito dal mio cuore nei riguardi del poeta Nino Barone, avendo letto attentamente i suoi lavori. E ve le leggo. Chi pubblica oggi un libro di poesie o di prosa, specialmente se è scritto in dialetto o in lingua siciliana, trova difficoltà, molte difficoltà, a meno che non lo pubblica a proprie spese, non mette le manine in tasca e paga. Il poeta Nino Barone, come del resto la quasi totalità dei poeti nostrani, tra questi ci sono pure io, pubblica in proprio e lo fa sacrificando volentieri sull'altare dell'arte i propri sudati risparmi per contribuire in prima persona alla diffusione nonché alla conservazione del patrimonio artistico e culturale siciliano, che altri per cieco agire e piego disinteresse condannano inesorabilmente all'oblio. Nino Barone, oggi dinamico quarantenne, non è un presuntuoso esordiente voglioso di iniziare magari prematuramente la scalata al successo nel complicato universo delle lettere siciliane. I suoi primi incontri con la poesia siciliana li ebbe quando aveva appena 10 anni, scrivendo in dialetto trapanese. Ma siamo solo all'inizio della sua avventura letteraria. Queste sono le prime avvisaglie della sua particolare inclinazione per l'arte poetica. In seguito, come è giusto che accada in chi crede fermamente nei propri mezzi ed è disposto a qualsiasi sacrificio pur di realizzare i propri ideali, pur di migliorarsi, di crescere gradatamente, dopo lunga pratica, assidui studi e l'acquisizione di sempre nuove esperienze di vita e di arte, il principiante è diventato un esperto di versi e di rime, il poeta che tutti conosciamo, onore e vanto della nostra amata isola di Sicilia. I risultati di questo lungo processo di trasformazione e di crescita artistica e culturale del poeta Nino Barone sono sotto gli occhi di tutti. Bastano pochi minuti per collegarsi a internet nel suo sito e leggere tutto ciò che ha scritto e prodotto in tutto questo tempo. Io vi accenno qualcosa. Nel dicembre del 2006 ha pubblicato Ascia Tuzza, la sua prima raccolta di poesie dialettali, tanto apprezzata dai suoi lettori, la quale ha avuto una vasta eco fuori della Columbare, oltre che
uno scontato quanto meritato successo tra le mura amiche, cioè a Trapani e dintorni. Oggi, dopo 6 lunghi anni dedicati allo studio della lingua siciliana, ai recital, ai concorsi di poesia, ai non pochi incontri culturali in alcune delle province siciliane, nonché ai congressi aventi per tema la lingua siciliana, ritorna a deliziare i suoi affezionati lettori con una nuova raccolta di poesie siciliane, il cui titolo è Sciato, musica e parole. Un concentrato di palpiti di vita tradotti in versi di pregiata fattura. La sillogi consta di 50 liriche, scritte tutte in un lasso di tempo che va dal 2007 al 2012. Trattasi di 28 quartine, 3 ottave, 8 sonetti, 4 strofe a schema libero e alcune poesie dedicatorie composte in occasione di particolari avvenimenti che riguardano familiari e amici dell'autore. Ben 36 liriche sono formate da versi in decasillabe, 2 da decasillabe, 1 da novenare, 2 da ottonare e 3 versi liberi. Da questa dettagliata spiegazione si evince chiaramente che i versi in decasillabe sono di gran lunga più numerosi rispetto agli altri e rappresentano il fulcro di questa silloge di poesie siciliane. A parte le 3 liriche in versi liberi, tutte le altre sono formate da versi rimati e ritmati in armonia con la buona tradizione popolare siciliana. Ma le une e le altre sono vividi raggi di luce proiettati con incrollabile fede sulla lacera tela dei nostri giorni difficili e bui, a causa del particolarissimo momento di profonda crisi che stiamo sperimentando, mentre assistiamo sgomenti, cercando di resistere strenuamente a questo improvviso tsunami economico-finanziario che sta tentando di travolgerci tutti e ridurci in miseria. Mentre assistiamo alla frantumazione dei bei valori di un tempo, mentre sopportiamo a fatica le asfissianti manovre della nostra classe dirigente che ci opprimono con un eccessivo peso fiscale, costringendoci a inusitate rinunce e persino alla speranza. Ben venga allora la voce del poeta, balsamo prodigioso a lenire il dolore delle nostre recenti amare esperienze di vita, a ravvivare i nostri entusiasmi con il suo sciato, a risollevare il nostro spirito così duramente provato con la sua musica, a confortarci con le sue parole. Leggendo i suoi versi scopriremo una moltitudine di immagini positive proiettate sulle nostre coscienze e sinfonie di colori capaci di distrarre i nostri sensi e di distoglierci dolcemente dalle problematiche del nostro vivere quotidiano e proiettarci in una benefica atmosfera onirica a metà strada tra sogno e realtà. Questa seconda silloge poetica di Nino Barone è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di tarsia, dove schegge di sciato, musica e parole, nonché di sensazioni, emozioni, immagini, idee e sentimenti, concorrono armonicamente a comporre il suggestivo mosaico della sua attuale poetica. In quanto a stabilità, vivacità e vigore espressivo, i versi del poeta Nino Barone sono semplicemente superlativi, in perfetto disaccordo con i vecchi e nuovi declinatori denigratori della poesia popolare siciliana e con chi vorrebbe relegare l'endecasillabo al serraino o il pitta, ma anche con chi vorrebbe cantare il De Profundis alla ottava siciliana e al sonetto. Ho apprezzato moltissimo la immediatezza e la genuinità delle liriche contenute in questa seconda silloge poetica di Nino Barone. In avesse fatto meglio a non pensare, il poeta, respirando antiche memorie, è immerso in un arcobaleno di immagini e di sensazioni che lo riportano al tempo felice dell'infanzia, dove un tutto fatto di niente bastava farlo sentire il padrone del mondo. Queste a prima vista potrebbero sembrare delle ovvietà, ma non lo sono, perché se è vero che tutti siamo stati bambini e tutti più o meno abbiamo avuto sensazioni simili, io per esempio da bambino pensavo che la cosa più preziosa del mondo
fosse un pallone fatto di stracci legati con lo sparo. È pur vero che ognuno di noi ha visto e vede il mondo con i propri occhi, ragion per cui le visioni particolareggiate dipinte dal poeta con pregiati versi in questa lirica sono soltanto sue e non possono essere di nessun altro. Sono originalissimi ritratti di sensazioni fissate sulla tela dei ricordi con pennellate di ombre e di luci che denotano una netta e inconfondibile fisionomia. Avesse fatto meglio a non pensare certi momenti di un tempo antico, certi pizzani di mannero unico che affuggiano la mente e già mi pare di trasere al re, d'ingia aggiunnuzzente chi non di sogni, chi non di speranza, chi ti sucava l'unica sostanza pensato tutto che era poi l'unente. In La strada di Venanna il poeta si racconta mentalmente e con velata malinconia, quasi inconsciamente va dipanando matasse di tempo lasciandosi trasportare dall'onda dei ricordi fino ai giorni della sua fanciullezza, quando felice e spensierato si dava al gioco senza alcun risparmio di energia per tutto il giorno, lasciando inascoltati gli affettuosi richiami della sua cara nonna. E quando la sera si ritrovava stanco ma soddisfatto, andava a letto con la certezza che l'indomani tutto sarebbe ricominciato da capo. E quando un giorno dava l'acqua all'oscuro, ci consegnava a usuri st'allegria e Teggio mi cantava: stai sicuro, domani, Nino, sogna racottia. In voglio capire, il verso si fa più aggressivo, carico di ritmi e denso di espressività. La pagina mostra tutte le lacerazioni di un'anima intera e il suo martellante voglio capire vuole essere un grido di denuncia contro le nefandezze perpetrate a danno della Sicilia e dei siciliani da parte di giallazzisti senza scrupoli, di politici corrotti e di spietati mafiosi e camorristi. Voglio capire sì giù i sacrifici di tanti che morirono per giustizia, non furono ittati a vento, con i figli lottavo convinto contro ogni malizia. Se non volevo più nauso capace o nauso pezzo lungo, tutti insieme avevamo a dire basta, non mi piace, perché non sopportavo con il spreno lo sangue che ne scorre in cialivini per fare ancora sangue. Se Priamo può darsi che si scioglino i catini per avere la libertà che meritano, per dare sta Sicilia ai nostri figli, libera e illustra, danno si può dire degli esercizi che ave che succidi e poi degli tramonti d'arbe e sere. Notate quanta sensibilità, quanta forza morale e quanta commossa partecipazione aleggiano in ciato, musica e parole, la lirica che dà il titolo a questa siloge di poesia. Ah, quanto amore verso i miei figli, fatti di ciato, musica e parole, le vai crescendo come se succidi, poi tu la sostanza a quelle cuore. Forse non sogno manco un pace buono, ma uno c'ha le tante che Dio fece. Non cerco un fatto e gloria, non cerco gioco, perché Luigi sogno già felice, perché Luigi mi mise in volo a diventare un'aquila reale, perché io scrivo, canto e mi consolo, che importa poi alla fine quanto vale. E infine, in Castelgiammare, susciti che festa, una delle poesie che l'autore di questa siloge considera meno impegnate perché trattasi di poesia dedicatoria, ma che io trovo invece che essi parlino al cuore non meno dolcemente e concretamente delle altre, perché al pari delle altre sono un concentrato di sentimenti e di raffinate melodie. Poesia dedicata al suo fratello amico Giuseppe Gerbino in occasione della presentazione di Me frate Alfio,
la sua prima sillogi di poesia in dialetto siciliano, edita nel 2009 a cura della Alas di Buseto Palizzauro. Da quando l'autore di questa sillogi ha conosciuto il poeta Giuseppe Gervino, tra loro è iniziata una proficua collaborazione, sfociata poi in sincera e profonda amicizia. Il loro è stato l'incontro di due anime votate entrambe alla poesia, stessi sogni, stessi programmi, aspirazioni comuni, stessa voglia di dire e di fare per raggiungere un comune obiettivo: ridare alla poesia tradizionale siciliana nuovo slancio, nuovo vigore e possibilmente una nuova forma più consona all'estetica contemporanea. In questi versi pregni di ammirazione e di compiaciuta corrispondenza affettiva, oltre che poetica, Nino Barone, con palpabile generosità ma anche con commovente fratellanza, esalta i contenuti poetici e la personalità umana e letteraria dell'amico poeta Giuseppe Gervino con versi così genuini che sanno di sapore nostrano e che rapiscono il cuore dei lettori. Castello a mare, susiti, che festa, abbracciati sto figlio portentoso che sta facendo straferriare la testa a corpo di poesia, rispettoso, poeta ad un talento sopraffino che arriva ad un nivolo e di sicuro scrivendo versi sempre di continuo è destinato a diventare puro lo grande tra le grandi. Sto paese che partorisce ancora gran poeti arresta una sufficiente e quell'intese parlare solo antica sti profeti ci ha sfamperato il cuore come un ciule, e quando sento o canto di Gervino correva antico provo gran sapore che non mi nissi chiude già vicino. E qui, fratello poeta, concludo questo mio modesto lavoro conscio che questo tuo scrigno ricolmo di preziose perle possa avere nel tempo il successo che merita. Qui so che hai riposte le fondamenta del tuo nuovo edificio poetico, i tuoi affetti più cari, i tuoi sentimenti sublimi, il tuo cuore, l'anima, le segrete speranze, i tuoi sogni. Che qui ti auguro che si avverino tutti nel santo nome della Sicilia, nostra madre. Amen, non l'ho detto. Mi conforta pensare che tu sappia che ogni mia parola sia stata scritta nel rispetto della mia onestà intellettuale, con il cuore in mano e senza alcun pregiudizio. Affettuosamente. Grazie. Però vedevo togliere altri 2 minuti perché il poeta Nino Barone, che è il re di questo regno stasera, mi ha pregato di leggere una sua poesia. Vabbè, intanto che il maestro sceglie la poesia, io ci tengo a precisare che non siamo una coppia di fatto, ci vogliamo bene, però e comunque maestro, io preferisco essere un poeta che un critico letterario, perché diceva qualcuno, i critici letterari sono come gli onuti, sanno che cos'è l'amore, l'hanno visto fare, ma non l'hanno mai fatto. Quindi io preferisco essere un poeta che un critico. Tu puoi pensare che e peso le parole. Ce n'ho qualcuno pure di fronte, ma contami, me ne basta un. Allora, andiamo alla poesia, bando alle chiacchiere. Sogno poeta è dedicato, è una poesia di Nino Barone, che troverete in questo libro. Ma che ci posso fare se Dio mi fece l'arma e il cuore di poeta? Potesse mai già dire lo desio di come te sei conosciuto di cometa? Ma che ci posso fare se il strumento annudo l'armonia sanno peggio per farmi lo canto più perfetto, per farmi lo canto della cieca? Potessi dire mente, non pensare, o dire mano, non scrivere stasera. Quando la mente pensa e allo sofà appare, la mano scrive e l'anima sospira. Sogno poeta, è
gioco mi conorto, pur usammo più un mezzo lati tormenti che tante volte giuro non sopporto. Sogno poeta e spesso suggerente per fare solo bene a coloro a come sfrutti e ride a ceraleta, pensando che non sono le parole che cangiano il mondo, né un poeta. Ora passiamo la parola, come l'ha definito Vito Lumia, al re di questo regno, Nino Barone, che inviterei a un saluto e perché non è anche una poesia. Se Cervino era emozionato, figuratevi come sono io. Comunque buonasera a tutti e vi ringrazio veramente per essere venuti a questa presentazione di questa mia nuova pubblicazione. E qualcuno mi diceva lì fuori prima di iniziare, dice, ma autorità politiche non ce ne sono, ma chi se ne frega, ci sono gli amici, e ci sono i colleghi, c'è mia commare, c'è il mio capo console, cioè voglio dire, la gente che conta è qui e quindi non mi sono fatto questo, questo problema. Io vi ringrazio e un grazie speciale lo voglio fare ai poeti, a chi mi raggiunge da parti più distanti, non sono di Trapani, Antonio Sindona da Palermo, addirittura Giuseppe Cardella da Ribera, grazie veramente per essere intervenuti oggi qui. E niente, come diceva il maestro Vito Lumia, questo è un libro che ho riflettuto molto prima di pubblicare, ho raccolto tutte queste poesie non conosciute che vanno dal 2007 al 2012, una poesia che mi vede un po' cambiato, io stesso me ne rendo conto, un po' per la naturale evoluzione ovviamente della persona, gli anni avanzano, la maturità che si acquisisce, ma anche un approccio diverso all'arte poetica, alla poesia stessa, dove ho imparato veramente a rispettarla sul profondo significato che ha. Quindi troverete lì una poesia un po' diversa. I miei parenti si aspettano quasi sempre poesie un po', come dire, scherzevoli, ironiche. Qui non ce ne sono di queste poesie e lo dico già all'inizio del libro, la prima poesia voglio mettere subito in guardia soprattutto chi si aspetta un Nino, come dire, magari più popolare, più ironico, più scherzoso. Non sogno più Giunino, cari amici, che sbumicava versi a ceraleta. Giubicciutello che era già un poeta e verseggiava vivolo e felice. Giunino che cantava in ogni luogo canzoni in rima senza nudo affronto. Contento, si ci dava conto. Giunino, cari amici, è fermo il gioco. E resta nella mente la memoria di ognuno che lo vitti e lo sentio, ed ora non c'è più, ma scompario da qualche cantonera della storia. L'unino di sti tempo non piace più, e manco piace solo canta e scrive, i suoi valori fritti comunivi non sono chilli di gioventù, ma sull'amaro frutto della vita, sui tormenti di un'armuzza via, pasciuti sempre in forma di poesia, di una musica squeta ed accanita. Amici, perdonate se sturino, arrinisci un poeta sì masciano, pigliato prepotente per le mani, di nauro sciano e giubolo destino. Ecco questa è un modo per presentarmi. C'è molta poesia introspettiva, molta poesia riflessiva, come diceva nella sua analisi il maestro Lumia, ma anche il professore Giuseppe Ingardia, una poesia che è ovviamente frutto di un travaglio interiore. Ecco, e niente, per proseguire i ringraziamenti io sarò brevissimo e ringrazio innanzitutto loro che hanno, per quello che hanno scritto e per quello che hanno detto. Ovviamente le parole lo manifestava la loro emozione, sono veramente sincere, le ho gradite dal profondo del mio cuore.
E poi volevo ringraziare per la sua presenza qui la direttrice del primo circolo didattico Leonardo da Vinci a Scuola di San Pedro. Grazie per essere venuta, ci tenevo in maniera particolare, con la quale stiamo portando avanti un progetto legato, diciamo, alla poesia e alla lingua siciliana. E niente, mi ha chiesto Massimiliano di lasciarvi con una poesia, qualche verso lo ha già declamato il maestro Vito Lumia. Io ve la dico per intero, però consentitemi, io mi devo alzare, io recitare assettato una fino. Vi lascio con una poesia che è un mio cavallo di battaglia, un grido d'amore verso questa terra, ma un grido anche di dolore, ma anche un grido di speranza. Ecco, è un insieme. Non voglio usare solo i tempori, e dire di sta terra so qua dire, e manco, pur essendo scialacori, parlare di tramonti, darbi e seri. Voglio capire solo se sta terra vuole scippare a rarica tu male, che sempre più la punci, si l'afferra, ci suo sangue e poi ci stocca l'ale. Voglio capire se giusti miei frati vogliono affrontare lo problema anch'ino o vogliono solo sangue, sciati, restando indifferenti di continuo. Voglio capire se i sacrifici di tanti che moreno per giustizia non fuori dato vento, olifici, lottavo convinto contro ogni malizia. Se non volevamo più un altro capace, un altro pezzolone, tutti insieme, avevamo a dire basta, non ne piace. Per chi non sopportava con gli spremi, lo sangue che ne scorre in tale vene per fare ancora sangue. Se briamo, o darsi che si scioglie i negativi, avere la libertà che meritiamo, per dare sta Sicilia ai nostri figli, libera e luscia, tanto si può dire, di libertezze chiave, e soggigli, e poi di legiamonti, darbi e siri. Ahimè, una malattia che sta prendendo piede, quindi è veramente un'associazione da sostenere. Parlo pure, voglio che il mio messaggio va pure ai presidenti delle associazioni culturali che sono presenti, non solo poetiche ma culturali in genere, che sono presenti. Sosteniamo questa nuova realtà perché ha scopo benefico e di questo c'è tanto bisogno. E poi consentitemi l'ultimo ringraziamento importante. Alberto Crescenti, alzati. Lui, per chi ancora non lo sapesse, è il mio maestro e ci tengo a dirlo. Io se sono ciò che sono e ancora non lo so che cosa sono, lo devo a lui. Grazie. Arrivederci a tutti. E allora, concludiamo con un momento musicale sempre offerto dal duo Rose Viola, che ci faranno ascoltare Nikos Play the Story.
del duo Roseviola. E allora, siamo ai ringraziamenti, ma prima di concludere, Nino mi ha assegnato una serie di appuntamenti da darvi. Allora, il 26 aprile 2013 al Centro Polivalente Peppino Impastato a Trapani, presso il quartiere San Giuliano, alle ore 17 ci sarà la presentazione del volume Edice 1946-2013, Consiglieri comunali, 67 anni di vita amministrativa di Anna Burdua, che vedo presente. Poi, il 27 aprile ci sarà la presentazione del volume Volano i giorni senza mai ritorno di Giuseppe Gardia presso l'Accademia Candischi, che ha cambiato sede ed è in via Cappuccini al centro storico. Poi, sempre all'Accademia Candischi, il 28 di aprile, nell'ambito delle festività del vento, si terrà la manifestazione Anna Calora, Trapani città del vento, musiche, poesie e danza. Festival del vento, mi dice. Ok. Il 4 maggio ci sarà la presentazione del volume La stanza Granni della edizione 3 volume di Giuseppe Gardia presso la biblioteca comunale a Paceco alle ore 18. Sempre il 4 maggio la presentazione del volume L'arte mistica di Fra Umile di Petralia della edizione 3 volume di Rosa Maria Ancona sarà alle ore 20 presso la chiesa del Santissimo Crocifisso, piazza dei Reformati a Salemi. Ed infine, sempre il 4 maggio, una commedia bellante Gratta e Forse Vinci, patrocinata dall'associazione Giulio di Sale, presso l'Accademia Candischi alle 21. E allora, adesso siamo veramente ai ringraziamenti. Ringraziamo gli intervenuti di stasera, Giuseppe Cervino, Giuseppe Gardia, Vito Lumia. Ringraziamo Adele Catalano e Maria Pia Pompiglio per aver interpretato le poesie del volume, e il duo Roseviola composto da Giacomo Daniele Rienti alla spinetta e Rosa Bertolino al flauto, che ci hanno deliziato con le raffinate musiche. La direzione del seminario vescovile per averci messo a disposizione questa sala, Giussi Campagnolo e Antonella D'Antoni per l'accoglienza e la gestione della postazione dei libri, e la protezione civile sezione di Trapani per la presenza alla manifestazione. Ecco, anche Francesco Paolo Iovino e Antonella Messina che hanno fatto le foto, mi dice Lino. Allora, ricordo l'iniziativa del periodico Epoca Nostra. Nel prossimo numero verrà dato ampio spazio a questa serata di presentazione del volume di Nino Barone. Maggiori dettagli si possono sempre riscontrare nel sito internet www.epocanostra.it. Inoltre vi ricordo che è attivo sul web il sito internet Epoca Nostra Channel, curato da Alessandro Bambinella, e nei prossimi giorni inserirà un servizio video su questa presentazione, fruibile a tutti gli utenti. Ringrazio infine l'attento Lorenzo Gigante per la promozione culturale che fa sul suo sito internet www.trapaninostra.it.